Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate le mie bellezze. Buonasera. Ormai ragazzi voi vi state insieme. Io non so se è perché volete essere protagonisti o perché volete stare vicino a me. In realtà ti vogliamo far fuori e rimanere da sole, Maurizio. Ah, pensavo farmi fuori, insomma non era male l'idea. Ciao ragazzi, ben trovate, salutiamo a casa che insomma anche questa sera abbiamo una puntata veramente, stasera abbiamo esagerato sinceramente, abbiamo una puntata pienissima di ospiti perché parleremo di folklore, parleremo di territorio, parleremo di tradizioni nostre, sostanzialmente del teatro, quindi del teatro, di tutto che fa parte poi del nostro territorio e quindi insomma puntata veramente divertente perché insomma, abbiamo trovato dei personaggi e dei gruppi veramente rappresentativi per quanto riguarda appunto le nostre tradizioni del nostro territorio e per quanto riguarda le tradizioni e in particolare lo sport. Abbiamo invitato i ragazzi del baseball, che noi non abbiamo mai ospitato qui da noi, ed è uno sport che appartiene a un'altra tradizione dall'altra parte del continente, però di fatto sostanzialmente insomma, si sta integrando sempre di più anche nel nostro territorio. Dico sempre per fortuna perché non di solo calcio si vive. Vero, bisogna anche dar spazio agli altri sport. Diamo spazio agli altri sport e chiediamo alla nostra donzellina, che sono tutti questi fiorellini primaverili, sembra una Venere di Botticelli in miniatura. Cosa ci canti questa sera? Questa sera vi canto Come Together dei Beatles. Come Together, tipica canzone popolare insomma, del Beatles. Come Together, sì, perfetto. Quindi una canzone molto carica molto questa carica, sera. Sì. Bene, perfetto. Maurizio, non ripetere l'inglese, non mi ripetiamo raccomando. l'inglese, assolutamente. Allora, sai cosa facciamo? Prima di conoscere i centinaia di ospiti che abbiamo qua dentro, sentiamo due consigli degli amici della CNA. Non perdeteveli. Grazie Maurizio. In materia di legislazione del lavoro, oggi volevo approfondire quelle che sono le prestazioni che EBER, l'ente bilaterale dell'Emilia Romagna, prevede per le aziende e per i dipendenti che operano nel settore dell'artigianato. In materia di interventi richiedibili dalle aziende, sostanzialmente le aziende possono chiedere previdenze per investimenti di natura monetaria. Mi spiego meglio, investimenti che possono riguardare l'acquisto di macchinari oppure l'acquisto di software per la produzione, investimenti per il miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di sicurezza e in materia di ambiente, investimenti per la ricostruzione e la ristrutturazione dei locali aziendali o ancora per l'allestimento degli automezzi. Il contributo in tal caso richiedibile è pari al 10% della spesa sostenuta. Altro campo in cui le aziende possono richiedere previdenze all'EBER è il caso della formazione degli imprenditori. Qualora cioè un imprenditore svolga attività formativa, siano essi seminari tecnici oppure percorsi formativi individuali o collettivi, possono fare richieste per richiedere contributi. Ancora, in caso di maternità delle imprenditrici, delle socie prestatrici d'opera o ancora delle collaboratrici familiari, l'azienda può chiedere un contributo in un'unica soluzione pari a 2.000 euro. Anche i lavoratori dipendenti possono fare richiesta all'EBER per avere prestazioni. In tale caso il lavoratore che ha dei figli a carico frequentanti asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie, inferiori o superiori o anche università, possono fare richiesta all'EBER per un contributo che va da 150 euro ai 400. È bene che il lavoratore scarichi il modulo su internet, lo compili in tutte le sue parti e lo presenti in tempo utile al datore di lavoro. Il datore di lavoro provvederà a fare richiesta telematicamente all'EBER e una volta avuto il contributo provvederà a corrispondere in busta paga al lavoratore stesso. Condizione indispensabile però è che il figlio sia a carico e che il lavoratore sia assunto almeno dal 1° giugno di quest'anno. Un altro campo in cui il lavoratore può chiedere la prestazione all'EBER è in caso di maternità facoltativa. In caso di congedo parentale, infatti, la lavoratrice che già ha fatto richiesta per avere in busta paga il 30% da parte dell'INPS della maternità, può fare richiesta per avere anche il 50% da parte di EBER fino a 6 mesi continuativi. Comunque, per ogni altra richiesta di informazione potete rivolgervi all'ufficio paghe della CNA. Eccoci qua di ritorno, ringraziamo gli amici della CNA perché consigli molto sono utili. sempre utili. Mi raccomando Milena, segui i consigli e sentite. Sì, è tutto molto importante. Molto importante, come sono importanti i nostri sponsor, coloro che tutte le settimane impazziscono con te fanno i miracoli italiani. Il vero miracolo italiano sono quelli che ti danno i vestiti, che ti acconciano, insomma. Arriveremo alla fine delle puntate che smetterà di dirla. Arriveremo. Allora, ringraziamo ovviamente i Twin per quanto riguarda gli abiti,
trovate il negozio di Release della Mano in centro. Come trovate? Andate. E trovate il negozio in via Emilia, mi raccomando, sotto il centro storico. E ringraziamo Shampoo, che è il nostro parrucchiere. Il tuo parrucchiere. Il mio parrucchiere. E lo trovate al centro commerciale Globo a Lugo. Beh, ringraziamo naturalmente entrambi, bravissimi, bravi. Sì. Allora, cominciamo a conoscere gli ospiti. Io mi sposto subito da questa parte per andare a conoscere quelli che sono un po' la tradizione importata qui nel nostro territorio, che è il baseball, che è l'associazione del Tozzona Baseball di Imola. Salutiamo il presidente Orazio Capelli. Orazio, buonasera a tutti. Buonasera, bentrovati ragazzi, ciao a tutti. Dopo vogliamo sentire, insomma, parlare un po' di baseball, quindi questa attività sportiva bellissima che entusiasma l'America per uno sport nazionale, insomma, e per fortuna lo stiamo portando anche qua, vero? Speriamo, da quanti anni esiste l'associazione? Dagli anni 80. Anni 80, Negli anni 80 è nata una società, fra l'altro abbiamo con noi uno dei fondatori della prima società di baseball. Che dopo conosceremo. Che dopo appunto conoscerete. E noi siamo la giovanile di questa squadra nata appunto negli anni 80. Noi siamo nati come giovanile negli anni 90. Bene, complimenti Capelli, una volta magari, adesso un po' meno. E Frida, ti lascio a te subito gli altri ospiti per conoscerli. Allora, presentiamo la compagnia filodrammatica di Casola Canina, ben arrivati a tutti. Siamo in compagnia del presidente Carlo Conti, del regista Sandri Ermanno, della direttrice Franzoni Emanuela, della presentatrice Monica Marocchi. Ben arrivati a tutti, e c'è anche una rappresentanza, credo minima, poi della compagnia, e li vedremo. Siamo in compagnia anche della direttrice Maria Rosa Bagnari, ben arrivata, e presenteremo l'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. Di qua mi sposto, ovviamente a casa già immagineranno e capiranno, abbiamo i canterini e danzerini romagnoli, il presidente Marco Mingotti e il vicepresidente Cesare Grandi. In più abbiamo ovviamente anche di qua una rappresentanza. Buonasera a tutti. Elegantissimi, complimenti a tutti. Beh, io mi sono messo quasi il colore come loro, senza saperlo, mi manca un po' il fularino. Ma tutti e due li richiamiamo un po'. Sì, siamo un po' anche noi canterini, non si sa mai che anche noi fossimo. Io so cantare molto bene, veramente, potrei fare il vostro caso io. Allora, cominciamo dalla filodrammatica, siete tantissimi, complimenti, poi conosceremo un po' tutti quanti. Avete un presidente che è un nome insomma, Carlo Conti, abbronzato quasi come il Carlo Conti nazionale, insomma, via, è tanto di cappello. Allora, presidente, da quanti anni esiste la compagnia? La filodrammatica di Casola Canina sicuramente dal 1920, forse anche prima, ma dal 1920 sicuri, perché abbiamo dei cosi giornalistici del tempo che parlano. Delle testimonianze giornalistiche, certo. Perché chiaramente quelli che c'erano nel 1920 ormai sono andati a buona vita. Sì, sicuramente dal 1920, quindi siamo una delle compagnie filodrammatiche più vecchie della zona. Ecco, la filodrammatica è parte, insomma, fondamentale delle tradizioni popolari. Ecco, io faccio una domanda: le compagnie filodrammatiche sono solo qui nel nostro territorio o sono estese in tutto il territorio nazionale? Tutto il territorio nazionale. Sì. Ah, ok, quindi è una cosa, insomma, che comunque è la tradizione italiana sostanzialmente. Noi molte volte prendiamo copioni in dialetto non romagnolo e lo traduciamo. Ah, ok, perfetto, quindi scoppiazzate anche un po', scambi di copioni. Ermanno, tu sei regista della compagnia, quindi spiegaci un pochino di che cosa ti occupi. Il regista... Di cosa si occupa il regista? Chiediamo regista, di cosa si occupa il regista? Ci faccia sapere. Aiutami Milena, io non so come fare. Dai, smettila! Cerca di mettere insieme una rappresentazione di un testo. Non è una cosa semplice, praticamente noi siamo a livello dilettantistico, quindi il materiale umano è dilettante. È quello che è, insomma. No, non è quello, lavora... Detta così resiste, però ci si accontenta di quello che si trova. Il materiale umano è gente normale che ha il suo lavoro e che la sera, dopo le fatiche della giornata, scende in un locale, in un teatro, e si mette a disposizione di questo regista che cerca di inquadrarli in un copione. Pertanto, Ermanno, il tuo ruolo, insomma, è importante. Maurizio scherza, però il regista deve comunque anche cercare di capire se poi ci sono delle capacità, ovviamente. Certo. Non è un tirare fuori da ognuno le capacità che ha. Esatto, estrapolare il esatto. Riuscire a... dove il regista vede il filo di questo testo, cercare di indirizzare tutti gli attori su questo filone. E non è sempre facile. Ti faccio una domanda. Tu scrivi la commedia?
prendi il testo, mettete giù il testo e hai già individuato i personaggi in base a quelli che sono i tuoi attori? No, questo qui oppure... lo facciamo in compagnia, cioè ci troviamo in 3 o 4 ragazzi e decidiamo il testo, poi man mano saltano fuori... Ma chi decide che, non so, lui questo, tu sei vestito da questo che personaggio sei? Sì. Io dipende dalle commedie. No, adesso in cosa sei vestito? Fin lì ci arrivo anch'io, eri convinto di parlare ancora con Frida. No, ti stavo dicendo... Oggi è proprio spettacolo, In questo caso qui che personaggio sono sei? Suo fratello. Suo fratello, sei stato chiarissimo, sei il personaggio del fratello nel picchione. È lento. Perfetto, è lento lui? È lento. È anche un po' lento. Questo invece Questa è la ragazza che spulcia, viaggia entro internet e trova i testi. Brava. Urca, che brava. Anche questa ragazza qua l'aiuta. Che brava, benissimo. Poi trovato un quindi testo. Si lavora un po' tutti quanti insieme. Tutti insieme, sì. Vuoi dire il tuo nome? Mirko Kravčík, sono qui di Imola. Kravčík, si sente dal cognome che Kravčík è una sottiletta. Sottiletta tu mica tanto, Tu sei una forma di Emmental intera. Tu invece? Io sono Galeatti Mattia, vengo che da sei sempre il fratello lento, perfetto, poi il mio regista abbiamo già conosciuto, vuoi dire il tuo nome? Io sono Franzoni Manuela e abito vicino, diciamo, a Casola Canina e no, detta così sembra che fai una sorta di ricerca di qualcuno che ti venga a cercare. No. Vuoi dare anche il telefono, vuoi presentarti? Okay. Però è bello lo spirito. Beh, Maurizio in realtà vuole essere ovviamente selezionato e venire a far parte della vostra compagnia. Io voglio salutare questa signora qua, voglio salutare questa signora qua che è bellissima, la conosco da tanti anni, Mirella. Grazie. È vero, vuoi presentarti Mirella? Io sono Mirella Castellari. Perfetto. E cerco di far ridere. Tu sei fantastica, un'attrice fantastica, fenomenale. Vuoi presentarti anche tu? C'hai il microfono. Mi presento da sola, sono Monica Marocchi e in questa compagnia ho il ruolo di assistente di scena, perché dire suggeritore non va più tanto di moda. Ve lo volevo chiedere perché però, nel film drammatico e tante altre cose. Quindi non c'è più il suggeritore. Ufficialmente non c'è. Ce ne sono due di. Perché una volta c'era proprio non c'è più la bocca davanti, certo. Si sta di fianco. Ecco, insomma, si lavora lo stesso. Signora, invece lei? Io mi chiamo Anna Martini e niente, faccio parte della compagnia. Volevo dire che la Monica è l'angelo custode, lei è un'altra. Non è vero che non esiste il suggeritore, ce ne sono due adesso. Uno di qua e uno di là. Benissimo. Allora, fermi qui perché poi vogliamo raccontare un po' la storia delle filodrammatiche, perché comunque c'è una storia interessante nell'arco di questi anni, se vogliamo, 90 anni e passa. Bene, Maurizio, io vorrei adesso passare dai canterini e danzerini romagnoli. Presidente, voi quest'anno contate 90 anni di attività. Sì, 90 anni di attività. È bellissimo. È un'attività lunga, soprattutto continuativa. L'associazione, che allora è nato come Camerata Canterini Romagnoli, come erano allora in Romagna, nate nel Sorte all'inizio del 1920 esattamente, la prima a Forlì, la seconda a Lugo nel 22 e Imola, la terza Camerata di Canterini nel 1927. Beh, bellissimo, ma lei da quanto tempo lo fa? Dal 1973. Insomma, un paio d'anni. Sì, un paio d'anni. È nato, diciamo, allora voi vi occupate ovviamente sia di appunto la parte, perché so che voleva rispondere il vicepresidente in merito a questo, sia della parte canterina che della parte danzerina. Spieghiamo un pochino le due differenze. Beh, sono due cose ben distinte, perché una porta le tradizioni attraverso il canto, e poiché sono state fatte delle ricerche molto importanti all'inizio del secolo scorso, noi possiamo attraverso le cante capire quali erano i modi di fare e i modi di agire delle persone. Certo. Non solo, però dopo c'era bisogno di fare anche spettacolo, e lo spettacolo si fa anche riproponendo soprattutto la danza, che è stato uno dei primi linguaggi con il quale le persone hanno comunicato. Poi in Romagna c'è una tradizione insomma, di danza. Anche se la nostra è proprio la danza agreste, quindi quella che si faceva nei campi al termine dei lavori, e quindi avevano un significato. Non c'erano le discoteche, se volevi conoscere una bella ragazza dovevi andare in campagna e andare a fare il galletto, insomma, e poi saper ballare anche molto bene. Perché altrimenti non funzionava. No, non funzionava. Era i tempi che le donne stavano sedute nei bordi delle cascine e l'uomo andava a proporsi per ballare. Che meraviglia. Era un bel intorto. Un bel un intorto pesante. Bene. Allora, dopo tradizione, insomma, la filodrammatica, tradizione del canto e ballo dei danzerini romagnoli, altra tradizione del nostro territorio viene da Bagnacavallo, Villanova di Bagnacavallo. Sto parlando dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Bagnacavallo, un qualcosa che veramente credo che tutti quanti noi dovremmo conoscere, e lo chiedo a colei che secondo me è parte
più lei del Museo delle Erbe Palusti che del museo in sé, perché ce l'ha veramente nel cuore. Vogliamo incontrare la nostra Maria Rosa che è qua con noi. Se inquadrate Maria Rosa, eccola qua la Maria Rosa, perfetto. Maria Rosa, ben arrivata. Parliamo di questo ecomuseo delle Erbe Paluste di Bagnacavallo. Quando nasce, un po' la sua storia, perché nasce? Allora, prima diciamo cosa sono gli ecomusei, perché in Italia non è molto chiaro. È l'ultima categoria di musei riconosciuta, anche se non ha una legge nazionale, riconosciuti in Europa, nascono negli anni 70 in Francia. Viene confuso l'ecomuseo per museo ecologico, non è così, è piuttosto economico, ovvero dove c'è una peculiare economia legata alle caratteristiche ambientali e alla cultura e alla capacità di una comunità, lì c'è il dovere di fare un ecomuseo. Il nostro paese era Villanova delle Capanne. Diremmo che siamo nella Bassa Romagna ancora quando i fiumi non arrivavano a mare. Che anno siamo più o meno? Perché io mi sono chiesto un po' prima parlando. Allora, i villaggi di Capanne non sono segnalati nella cartografia come i borghi, però diciamo che i primi documenti di Villanova andiamo al 1200. 1200? Sì, una trentina di capanne e di focolari. Okay, è chiaro che sono zone che venivano modificate perché i fiumi spagliavano, tracimavano, quindi oggi le capanne c'erano, domani si spostavano. Dopodiché questa comunità diventa la comunità dei raccoglitori creativi, quindi Villanova, sfalciando erba spontanea, è una comunità specializzata nell'utilizzo del selvatico, sì. Ha creato migliaia di manufatti, di modelli e ha esportato già centinaia e centinaia di anni fa. In due parole, Maria Rosa, qual è l'obiettivo dell'ecomuseo? Non uno solo, sicuramente proporre l'identità del territorio, della Bassa Romagna, ma della Romagna tutta. Un ultimo progetto molto importante è un progetto partecipativo vero e non autoreferenziale, che è il progetto Lamone Bene Comune. In questo progetto lottiamo per un contratto di fiume, che è il cambiamento gestionale del territorio, e stiamo mettendo tutti i sindaci dell'Amoni attorno a un tavolo, da Barradi fino al mare. Una grande realtà, vero? Tu sei là con i lavoranti, Maurizio, coloro che stanno facendo una dimostrazione, vero Frida? Sì, dal cantiere aperto, e vorrei presentare assolutamente la rappresentanza che c'è qui stasera. Allora signora, lei è? La Luisa. La signora Luisa. Poi qui abbiamo lei e il signor? Luigi. Che tra l'altro è anche il marito, se non sbaglio, la signora Maria Rosa è responsabile ovviamente del cantiere aperto. Lei è invece? Domenico. Domenico. Mirko. E Mirko. Buonasera a tutti, ben arrivati. Non so, chi vuole parlare? Facciamo parlare il signore qui, Luigi. Prima, fuori dal... Luigi è scusi, no, Domenico. Nel fuori onda mi stava dicendo che lei fa questo da quando aveva 5 anni. E non l'ha ancora finito, Frida. Non ha ancora finito. È ancora lì che lo sta finendo, sì. Infatti è un po' lungo da finire. Ho cambiato lavoro. Dopo... Sono andato a fare il muratore dopo, giovane. Però ha imparato da piccolissimo. Questo qui ho imparato a farlo 5 anni e si faceva prima e dopo le scuole per mangiare un po'. E lei mi diceva che è anche una cosa semplicissima, ma a me non sembra così semplice sì, in realtà. Per me è molto semplice, però so che non è facile farlo. Non è facile. No. Complimenti davvero. Hai visto Maurizio? Sì, molto bravi, molto bravi. Dopo li vediamo un pochino più nel dettaglio nella seconda parte. Sì. Io sono venuto qua in mezzo agli amici del baseball. Allora, io devo farvi devo svelare un segretino mio particolare. Io sono innamorato del baseball. Opla. Sì, perché io da ragazzino giocavo a baseball, quando ancora nel baseball non era ancora molto sentito qua da noi. Giocavo con un mio amico, abbiamo comprato guanto, mazza e ci allenavamo nel campetto così. E quindi sono contento di avervi qua questa sera e quindi parlare insomma della vostra associazione, da quando è nata, chi ha avuto l'idea di mettere in piedi tutto questo. Lascio a lei la parola un pochettino per presentarvi meglio e un pochettino di capire, cercare di capire anche un po' quelle che sono le regole del gioco. Abbiamo qua un allenatore, un dirigente. Bene, allora per la prima domanda la rispondo in questo modo. La prima società è nata negli anni '80 e qui abbiamo un rappresentante, il signor Lauro Bassani, un rappresentante che è tuttora in società e quindi lui vi dirà come è nata l'idea. Come è nata l'idea? Dopo lo sentiamo. Come è nata l'idea. Noi siamo, quindi negli anni '80 nacque una società
nacque una società. Tenga pur vicino il Vicino? microfono. Sì, Ok. proprio così, guarda. Ok. È quello per la bocca questo, quindi... Ok. Ok. No, non morde, sembra, è nero ma non morde, non si preoccupi. No? Tranquillo Cappelli, tranquillo. No, sono tranquillo. Quindi negli anni 80 nacque questa società che poi dopo 2 o 3 anni di attività, diciamo così, chi la fondò andò a fare il servizio militare, ci fu un po' di stacco, poi al ritorno dal servizio militare ripresero appunto questa attività sportiva e la società fu chiamata Redskins Baseball Imola. Questa società negli anni si è sviluppata fino ad arrivare agli anni 90 con una discreta presenza di giovani per formare una squadra o 2 giovanili. A questo punto ci fu diciamo così, la separazione e nacque Tozzona Baseball Imola, che principalmente si occupa dei primi passi dei giovani atleti del baseball. Quindi abbiamo una bella rappresentanza e quindi in questo momento siamo ben quante squadre siete all'interno del Tozzona Baseball? Allora, abbiamo 4 squadre, fra Tozzona Baseball e Redskins Imola appunto. Nella Tozzona Baseball abbiamo una squadra di under 12, under 15, come Redskins abbiamo la Serie C e la Serie A, la squadra di Serie A che fa il campionato nazionale, un campionato importante, quindi... Bene, bravi. Facciamo parlare della storia un nostro dirigente che si chiama... Lauro Bassani. Lauro Bassani, come ha avuto l'idea? Chi ha avuto l'idea? Allora, niente, l'idea è nata dal tipico gruppo di ragazzini di 17-18 anni. Classico. Messo assieme questo gruppetto abbiamo fatto il primo campionato, metà del quale io... Vediamo anche le foto. Metà del quale io sono partito per il militare, quando io sono tornato dal militare sono partiti tutti gli altri. Fantastico, allora, quindi avete saltato 2 anni. A quel punto abbiamo interrotto l'attività, che poi ci siamo ritrovati nell'83 e dall'84 ininterrottamente fino adesso. Complimenti. Dopo parliamo un po' del regolamento, perché secondo me qui da noi non è molto capito, ma è bellissimo e entusiasmante. Allora, prima della pubblicità direi di far cantare i nostri amici canterini romagnoli. Siete pronti per la vostra corale, quella che dovete fare? Siete già tutti qua? Scaldato le voci? Accomodare il Fatemi un do. Chi è che mi fa il do? Do. Chi è che mi fa il do? Do. Nessuno. Perfetto, nessuno fa il do. No, qui non fanno più il do di petto come una volta, capito? Non fanno più, non ci sono più i canterini di una volta. Dopo il sol confneva mai, la campagna là in festa, e mi galla sella cresta la cante chirichichi, chirichichi, e mi galla sella cresta la cante chirichichi, chirichichi. Piena come pare un re, alla finestra dell'amica, la più bella, strappa il fior che pesa a te, e al formica nada in tre, a maniera in t'amica. Viva il sole in primavera, che promette grani sfera e che disfa caffarò, che promette grani sfera e che disfa caffarò, spiega come pare un re, al finestre dell'amica, la più bella,
Eccoci qua, allora, ben arrivati di nuovo tutti, bentornati ai nostri amici a casa. Io vorrei chiedere il significato di questa bellissima canzone. Beh, allora, il titolo di questo brano è La Maie, e La Maie significa la maggiolata. Oggi non è ancora maggio, però la stagione sta virando in quella direzione. Che non è maggiorata nel senso di maggiorata, ma di maggiorata nel senso di maggio. Sonelle. Ok, maggiolata. Ah, maggiolata, io ce l'ho lì, bene. Perdonami. La stagione ci sta portando verso il significato di questa canzone, perché la stagione è un po' in anticipo. Come vedete la natura si è ringiovanita, allo stesso modo la canta ha iniziato dicendo dopo un son che non finiva mai, cioè dopo un sonno che non finiva mai l'inverno, finalmente la campagna si è ridestata, si è vestita di cose nuove, ma ahimè quando si ridesta la campagna si ridestano anche gli animaletti più piccoli, le formiche, che iniziano a fare il loro lavoro di raccolta del materiale per poi passare l'inverno, e le formiche a quei tempi erano una cosa molto grave alle quali bisognava correre contro, combattere. Vero. E cosa si faceva? Si ornavano con rami di betulla le porte e le finestre, perché così al formica al nadentré a maniera inclamicale le formiche non sarebbero entrate a mangiare in quella casa. Ecco, vedete che bello il significato di queste canzoni, di queste cante, che sono veramente stupende, veramente, c'è tutto un significato incredibile. Come c'è significato poi nelle compagnie filodrammatiche che hanno una storia, io non sapevo, una storia veramente incredibile. Chi mi racconta un po' la storia? Perché hanno passato varie fasi le compagnie filodrammatiche. Com'era per esempio la filodrammatica negli anni 20? Sì, cioè negli anni 20 la filodrammatica chiaramente rappresentava testi inneggianti alla patria, tipiche del tempo, parliamo degli anni del fascismo. Quindi si inneggiava naturalmente, si era quasi obbligati, vero? Si era obbligati a inneggiare alla patria, quindi i testi erano tutti molto caratterizzati da questo. Poi dopo invece, subito dopo la seconda guerra mondiale, allora si recitavano tutti i drammi. Si faceva il dramma seguito dalla farsa. Una caratteristica però, Carlo, mi dicevi, che dovete sapere che all'epoca non c'erano le compagnie come adesso uomini e donne, no? Erano tutte uomini o donne. C'era rigorosamente la filodrammatica maschile e la filodrammatica femminile. Quindi... Cioè, allora, alcuni maschi aiutavano a portare in giro le scene, però sul palco o solo maschi o solo femmine. Chiaramente... io quando ho iniziato nel 70 c'erano dei ragazzi che si travestivano da donna. Non era un gran bel vedere, non era un gran bel vedere. È iniziato in epoca difficile, era meglio il ventennio però forse secondo me, perché quell'epoca lì dove c'erano dei maschi. Allora, a proposito di maschi, che non è vestito da donna mi sembra, vero Marco? No. Marco, sei con noi? Sì, mi sentite? Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera. Ci senti? Ecco, se ci metti l'audio anche noi così lo sentiamo. Stavamo ridendo con la... Eccoti qua, perfetto, ti sentiamo Marco, il nostro coach per eccellenza che tutte le settimane, insomma, secondo me ti diverti anche un po' a sentire le cose che diciamo qua, perché parlavamo di maschi travestiti da donna, insomma non era un... c'era di meglio, che dici? Argomenti per Maurizio. Esatto, ascoltami Marco, tantissimi di argomenti che abbiamo trattato in queste settimane, parliamo questa volta di richiami emotivi. Sarebbero... richiamo emotivo possiamo dire che è quasi una prosecuzione dell'immaginatore, praticamente utilizzando delle semplici frasi del tipo ti è mai capitato, ti è mai successo, e richiamando quindi un'emozione che la persona ha già provato, noi possiamo far vivere nel qui ed ora alle persone delle emozioni che hanno già vissuto nel passato. Un trucco molto semplice, oltre a utilizzare questi due schemi, quindi ti è mai successo, ti è mai capitato, si può anche far raccontare a delle persone le emozioni che hanno vissuto in un particolare momento della loro vita e nel giro di pochi minuti riaccederanno a quelle emozioni, le proveranno insieme a noi, le condivideranno. Ti chiedo una cosa, ti è mai capitato, ti immagini, quindi si possono usare in abbinamento? Sì. A cosa ci può servire utilizzare queste frasi, queste parole così efficaci? In che contesti? Allora, innanzitutto ci può creare quello che in gergo viene detto ancoraggio, cioè facendo provare adesso determinate emozioni, la persona associerà quelle emozioni all'interlocutore, quindi a noi. Se noi gli facciamo provare delle emozioni di fiducia, di tranquillità, di felicità o comunque gioiose, le persone poi le trasmetteranno, le proietteranno su di noi e quindi associeranno dei belli stati d'animo alla nostra persona. Sì. Fantastico, Marco, bene, ricordiamo, allora tu sei un life coach, ovviamente comunicazione efficace e persuasiva, ricorda a casa anche i tuoi corsi così
insomma è importante anche questo. Potete trovare i miei corsi su lifelearning.it, sono 3, basta che cercate Marco Antuzzi, oppure potete trovare i miei testi su Bruno Editore piuttosto che su giochidimagia.net, e poi tengo anche dei corsi via Skype per chi non è della mia zona, oltre in aula, e quindi basta che mi aggiungete al Facebook Marco Antuzzi per avere tutte le informazioni possibili. Allora, ti lancio un ancoraggio anch'io. Ti è mai capitato di passare da Imola e fermarti qua? Sì. Non ancora, ma mi capiterà. Però ti capiterà. Il 27 ti capiterà. Profezia che si autoavvera, mi raccomando Marco. Ti aspettiamo, grazie. Buona settimana, grazie per i tuoi consigli. È fantastico. Lei è il nostro coach per eccellenza. Voi avete bisogno nella compagnia teatrale di un coach? Sì. Cos'è il coach, regista? Il coach è quello che spinge dentro il teatro quando un personaggio non vuole entrare. Non si può dire questa roba, no? Spinge. Cos'è il coach? Spinge. Spinge, quello che ti incita, che spinge a tenerti su. Che bravi. La prima volta che sono andata al teatro comunale 30 anni fa. Sì. Paura, non entro, non vado, e uno dietro, bam! Era il coach. Quello era il calcio, però, quello era il calcio. Quello era il coach, dicono. Vabbè, insomma. Vorrei chiedere anche... leggermente diversi, quello è un coach. Era un coach, insomma, quello è un coach che, vabbè, insomma, sono filodrammatici, insomma, perdoniamo. Ma, Presidente, vorrei chiederle una cosa. Voi ovviamente avete delle doti canore, perché io non potrei mai fare una cosa del genere, sono stonata come una campana. Quindi, voi siete tutti bravi o vi scoprite... Loro cantano a cappella. Frida, stai calma. È un termine tecnico musicale. Musicale. No, è vero, no? Perché subito comunque, così. cioè, No, non è perché che non è italiana, non siamo dei certi professionisti. Non siete dei professionisti. Non siamo professionisti, siamo dilettanti, e comunque siamo persone alle quali piace molto cantare, e siamo ovviamente molto appassionati di quello che è il canto popolare, la tradizione che ci racconta la storia della nostra civiltà. Assolutamente, comunque complimenti, perché come dicevo prima, insomma, non è facile, non è semplice quello che voi fate, quindi no, non bravi. è semplice, ci vuole impegno, ci sono prove costanti per tutto l'arco dell'anno, cioè continuative, noi non ci fermiamo mai. Assolutamente, tanta passione, bravi, Tanta complimenti. passione. Allora, Maria Rosa, siamo qua. Spieghiamo allora a casa l'ecomuseo, che cos'è? Abbiamo detto che gli ecomusei devono sorgere dove c'è una peculiare economia legata alla condizione ambientale e alla cultura di quella popolazione. La condizione ambientale erano zone umide, praterie allagate, dove cresceva questa vegetazione spontanea che la comunità raccoglieva, poi immagazzinava e durante l'inverno la riammollava la sera per il giorno dopo e creava. Allora diremo che la parola designer è moderna, sì, ma la creatività e la capacità è sempre stata, e molto probabilmente un tempo, quando non si chiamava designer, la qualità era superiore, perché non si sarebbe mai pensato di creare dell'inutile. Assolutamente. Poi lei mi diceva che è una comunità particolare, perché da qui poi si sono utilizzate le erbe poi per fabbricare di tutto, giusto? Che era un pochino allora, quello che... è una comunità che potremmo a suo tempo, quando il paese lavorava a tutto l'erba palustre, dire atipica. Il forestiero che andava a Villanova andava all'altro mondo, c'era dell'erba dappertutto, lungo le strade, nelle corti, lavorava in borgate, corti comuni, davanti alle porte, le porte erano tutte aperte, l'attività si svolgeva sulla soglia delle porte in comunità. In più c'erano i campi di lavoro che chiamavano TRO, e questo è stato, diremo, muore tutto in questo paese verso gli anni 70. E c'erano tantissimi tipi di erbe comunque. Allora, quindi... già oggi qui in TV stiamo presentando 5 essenze. Sì. La signora Luisa usa la stiancia o tifa e fa un cestino. Eccola, è lì che la stiamo Ecco, guardando. lei prima, Maria Rosa, parlava di design, ma qui veramente è design artigianale a tutti gli effetti. Perché Il museo è pieno di forme, di modelli, pieno di forme, di modelli, lignei. Guardate che meraviglia. È fatto tutto a mano. Tutto fatto rigorosamente a mano. Quanto si impiega a fare un cestino di questo genere? Chi me lo Allora, dice? Luigi sta usando il 2 ore. giunco. 2 ore. Il giunco. Ecco, Domenico sta usando la carice
e Mirko sta usando la sramatura di salice. Che Mirko è il signore qua? No, questo qua è di più giovane. La sramatura di salice? Sì. Ecco, questa è tecnica particolare, Mirko, da Quindi sono utilizzare 4 come- essenze, anche solo qui in TV. Questo è lo stesso salice che utilizzano i contadini per legare le vigne. Quando hanno finito di legare Non le si vigne, sente. io vado là e ne raccolgo un po'. Però se è troppo secco si rompe, se invece Va bagnato. va bagnato. Ah, Più quindi anche se vicino secco si può Maurizio perché non si utilizzare. sente. Fantastico, prego. Non si sente, vai un po' più Sì. vicino? No, non si è sentito. Da casa? risposta. Ok, no, stava dicendo che va bagnato, diciamo, il vimine, perché se è secco, giusto? Se è secco si spezza. Si spezza, se Prima di invece va utilizzarlo, inumidito, quindi si può va utilizzare. bagnato, Perfetto, quindi è una Bene, tecnica, bene. insomma, vedi. Ma Maria Rosa, qual era il ruolo delle donne? Visto che prima abbiamo parlato anche con la compagnia, qual era il ruolo delle donne in questo caso? Allora, diremmo che i mestieri un tempo erano complementari, tutti, ci voleva sia l'attività dell'uomo che quella della donna. È chiaro che a Villanova di Bagnacavallo predominava il lavoro femminile, perché l'arte dell'intreccio è come il ricamo, Certo. quindi, però era necessario anche il lavoro maschile. Diremmo che in valle, che il lavoro dello sfalcio è abbastanza faticoso e pesante, perché si lavorava con l'acqua fino al collo e si usava una falce col manico lungo perché si era in condizioni di non potersi chinare. Ecco, in valle andavano sia uomini che donne. Anche perché ci voleva tanta resistenza, immagino. E Bene, uomini Maurizio, e donne, dovete sì. sapere che uomini e donne è anche lo sport del baseball, Il perché baseball è è per fondamentale, mi diceva ieri sera Capelli, coinvolgere anche le donne, vero? Esatto. Perché questo? Ma perché è uno sport che le ragazze possono fare tranquillamente allo stesso livello dei maschi e quindi non c'è nessun tipo di differenza. È chiaro che il regolamento oggi prevede che possano giocare in squadra mista fino ai 15 anni, dopo per forza di cose le ragazze vanno, se vogliono continuare, Certo. continuano in una sorta di baseball che è molto simile, che è chiamato softball, e i maschi continuano il baseball. Assolutamente. Ecco, tradizionale. chi è che mi parla un po' del regolamento in 2 parole del baseball? Chi mi parla? Ci vuole un tecnico. Chi è? Eccolo qua, si è messo anche il cappello per fare il tecnico. È il cappello da tecnico. Qual è il regolamento? Allora, vediamo un po' velocemente in 3 parole. In 3 parole? Sì, abbiamo 3 basi. dobbiamo 3000 conquistare- e passa regole? Sì, è un via. po' un problema. 1000 a parola, 1000 a parola. Allora, niente, la partita di baseball è composta di 9 tempi, che si chiamano inning, senza limite di tempo, quindi una partita può durare dalle 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza alle 6-7 ore. Ogni inning, ogni tempo è costituito da un attacco e una difesa della stessa squadra, dopodiché c'è il cambio. E la squadra in difesa è quella che vedete schierata in campo con guantoni e attrezzatura da ricevitore come quella che ha Michele certo. addosso. Quando sei invece in attacco è il momento in cui si batte. Allora, fermo lì, facciamo una dimostrazione veloce. Avete già pronto tutto? Chi è che è pronto per fare la prima dimostrazione? Abbiamo Miki che è Michele, giusto? Michele e Edo. Chi è Michele? Michele è questo, Edo. Perfetto, ciao Michele, tu sei vestito da? Ketzer. Da Ketzer, pensavo fosse già in cazzetto da così piccoli, porca. Allora, dove ci mettiamo per fare una dimostrazione? Vediamo un attimo, ecco, là che c'è Frida, così si ferma la pallina se non la prende il nostro ricevitore. Dai, ce la facciamo inquadrarli tutti? Sì, prego. Dopo arriviamo dopo, sì. Allora, prova, lui è l'allenatore l'allenatore ti chiami, di il tuo nome? Pedro Acqui Hernandez. Pedro Acqui Hernandez, quindi... Sono da Cuba. Si vede? Sono venuto Ora da là. Cuba. Cosa fanno adesso i ragazzi? Allora lui fa un lancio e lui fa il recibire. Ok, Ossia, vediamo fa il il lancio. lanzatore e il recibitore. Vediamo un attimo. Occhio ai denti. Ci avevano assicurato che era bravissimo però. No, non è fattibile. Scusate ragazzi. Ragazzi. Questo è il lanzio del Cassius. Perdonatemi ma scusi. Non è fattibile. Giovanotto, perché stanno ma sto ammazzando lanzio. la signora Mirella. Fermi tutti. C'è un segreto. C'è un segreto, Sì, perché che mi stava sulle balle la davanti- tipa. C'è un segreto perché davanti al ricevitore c'è il battitore avversario. Ok. E lui fa un lancio Era difficile meglio perché il mettere il battitore l'ha lanciatore colpiscato. Abbiamo visto il lanzio. Facciamo il cambio. Allora, chi è che viene a ricevere? Che lanzio io? Faccio il lanzio del Cassius io. Mettetevi di qua. Pronti con lanzio. Chi è che riceve? Pronti con lanzio del Cassius. Olè, pronti, via. Ok, questo lanzio del...
Sono emozionati. È vero? Giusto. Tu hai mai visto giocare a baseball? Un mio amico giocava a baseball, penso nella loro squadra. Ah sì? Sì. L'hanno infortunato con una L'ho pallina in visto un 2 o 3 occhio. volte. Non gioca più per... Se sbagliava sì. sì, ok. Dopo vi vedremo ragazzi perché loro ballano, sono i danzerini, perfetto. Allora, dopo questo momento ovviamente dove abbiamo cercato di far fuori la signora Mirella, povera, chiediamo scusa. Quindi, è pagato da tuo marito questo Lanzius? Era organizzato. Allora, chi è che mi risponde? Magari Emanuela, visto che non so, o chi vuole adesso. È cambiato appunto la presentazione poi della recitazione all'interno di questa compagnia, perché una volta si recitava in italiano, poi è diventato dialetto. Non so chi mi vuole rispondere. Allora, una volta diciamo che si recitava... Col microfono, sì, grazie. Ok, mi sentite. Allora, una volta si recitava in italiano perché comunque l'obiettivo doveva essere quello di insegnare la lingua italiana al popolo, fondamentalmente. E poi, con il passare del tempo, invece ci si è resi conto che era il dialetto la lingua che si stava perdendo e quindi si è iniziato un po' a fare delle rappresentazioni per cercare di mantenere questa lingua e quindi le nostre tradizioni. Perché le nostre vere tradizioni sono il dialetto, quindi non va abbandonato il dialetto, bisogna prima imparare il dialetto e poi l'italiano. Io sono di questo parere qua, vero? Dico bene? Sì. È importante perché è quello che ci distingue. A coach gli inglesi hanno rubato da noi. Certo, è un inglesismo appreso che arriva da coach. Maurizio, un'altra cosa che vorrei chiedere, visto che Emanuela tu sei anche molto giovane, quindi è anche molto bello vedere una ragazza giovane comunque in un contesto, come anche Mattia ovviamente, in un contesto come questo ricco di tradizioni. Come si può appunto far venire voglia anche a casa ai ragazzi di oggi a intraprendere un percorso come questo, sia a livello di passione che comunque anche magari futuro? Ma come hai detto tu, alla base ci deve essere la passione, quindi è difficile convincere delle persone a venire, diciamo, a far parte del nostro gruppo, anche perché è un impegno di prove, come diceva prima il nostro regista, alla sera dopo il lavoro noi ci troviamo almeno 2 o 3 volte a settimana per le prove e poi si esce anche il weekend, il sabato e la domenica o a volte sia il sabato che la domenica. Perché non è che è fatta la commedia. Noi ne facciamo circa una trentina all'anno. 30 rappresentazioni all'anno, direi che insomma tanta roba, complimenti, quindi è veramente un dopolavoro a tutti gli effetti, sì, insomma, complimenti. Bravi, complimenti. Quando cambia sostanzialmente diciamo che si avvicina alla filodrammatica attuale? Qual è l'anno di svolta, Carlo? Diciamo che nel 1970, l'anno che ho iniziato anch'io, c'è stato un rinnovo e si è iniziato nel 78, abbiamo fatto la prima filodrammatica mista. Oh là là. Femminile e maschile. Si cominciava a respirare e un po'. dal 78-79 fino ai giorni nostri abbiamo sempre recitato in dialetto. Bello, mentre prima si faceva sempre in italiano. Certo. Allora, ci interrompiamo perché c'è Milena che è qui che sta fremendo, perché ha trovato, a proposito di tradizioni, ha trovato una cosa curiosissima, vero? Abbiamo parlato fino adesso delle nostre, sì, esatto. Però in Cina c'è la tradizione di rubare la carta igienica. Di rubare la carta igienica? Esatto. Come rubare la carta igienica? Perché lo Stato ha messo degli scanner nei bagni cinesi, appunto perché le persone rubavano la carta igienica, quindi lo scanner ti riconosce il viso. Sì? Cioè il viso o la parte dietro? No, il viso. Ok, perfetto. Quindi tu per 8 minuti non puoi più prendere la carta igienica, cioè lo scanner ti dà 60 cm di carta igienica e per 8-9 minuti non puoi più prendere la carta. Hanno bisogno di tanta carta igienica, cos'è sta cosa? Infatti 60 cm di carta igienica mi sembrano un po' pochi, no? No, è vero, Mirella, tu che so che ti piace ridere, con 60 cm. Non ti faccio... Perdonami, insomma, è una spolveratina. È una spolveratina. Ok, perfetto. Okay. Bisogna aspettare 8 minuti. Esatto, quindi chi diventa è lunga. andato in Cina lo sa. Bisogna stare lì in posizione, aspettare 8 minuti che te ne arriva giù un'altra. Quindi tu hai provato questo momento. Ti devi alzare, rifar vedere il viso e risederti e soprattutto e aspettare. Io ci sono stata a Pechino e così. Quindi testimonianza reale, hai visto? E poi soprattutto devi far vedere se l'hai consumata, mi sembra, perché non puoi portare... no, proprio quella poi... Devi far vedere la faccia di nuovo, perché là rubano la carta igienica.
Ma roba da parte. Insomma, sono Non ci voglio andare. puntata di tradizioni, vedete? Sapevate voi che Antebach dice, ma che vengo qua a sapere queste cose qua che noi facciamo... per forza, mamma mia, vabbè. Lo scanner riconosce lì. Maurizio, ogni seduta dura 16-20 minuti. Con calma, insomma. Certo che... Allora, Mirella è preparatissima. Mirella è molto preparata. Allora facciamo una cosa, io direi che vogliamo vedere un po' anche quello che è la parte danzante dei nostri canterini romagnoli e dopo conosciamo anche i ragazzi. Se volete prepararvi nel frattempo faccio due parole con chi dei due mi parla della danza. A me piacerebbe rispondere alla stessa domanda che avete fatto per noi, perché anche per noi è un problema trovare persone nuove. Poi ci arriviamo, come fate a coinvolgerle anche voi, perché è una cosa molto curiosa. Cosa vediamo adesso? Che ballo vediamo? Vediamo un ballo tradizionale proprio imolese, il salterello imolese. Il salterello è un ballo che diciamo è generico, nel senso che in tutta Italia ci sono i salterelli di vario genere. Questo è prettamente imolese, quindi è stato scoperto e rielaborato nel 1954-55. Ed è il miglior salterello d'Italia. Precisiamolo perché questo qui lo facciamo che noi siamo, esatto, il miglior salterello d'Italia presentato dai ragazzi appunto dei canterini e danzerini, in questo caso romagnoli, che poi conosceremo. Vai col salterello, là. Salta anche tu, Maurizio. Salto anch'io, fate solo di mezzo salterello anch'io, Ecco qua, abbiamo dovuto interrompere, bravi ragazzi, bravissimi, li vado a conoscere, state fermi lì. Questo qui è un po', diciamo, il precursore dell'hip hop, vedete? Era tutto fatto, Maurizio, ti ci vedo molto bene. Io molto con l'hip hop. Buonasera, ti chiami? Buonasera, Beatrice. Da quanti anni balli, Beatrice? 13 anni. 13 anni, complimenti, bravissimo. Te invece? Leo. Ballo da 11 anni. Da 11 anni, Leo. Però tantissimi complimenti, perché insomma è bello vedere che sono tanti anni che frequentate insomma il gruppo. Complimenti, ciao. Ciao, io sono Cecilia. Perfetto. E vuoi sapere quanti anni ballo io? No, dimmelo tu, tanto la domanda è sempre quella, mi stai a guardare come se dovessi dirlo io. Dicevi? Sì, ballo da quasi 3 anni. Complimenti, occhi bellissimi. Buonasera, ciao. Sono Andrea, ballo da 7 anni. Da 7 anni. Certo che se tu di questo pizzetto ne dai un po' in testa a lui, vi compensate un po', perché chi
Chi niente, chi tanto. Buonasera. Buonasera. Sì. Io sono Federica e ballo da 7 anni. Complimenti, tu sei troppo alto, non ti faccio le battute. No, va bene, vai, tranquillo, dimmi. Io sono Simone e ballo da 7 anni. Da 7 anni, complimenti, bravissimi. Tu invece? Enrico, ballo da 3 anni. Enrico, balli da 3 anni, vengo dietro da qua. Ciao, ti chiami? Veronica e ballo da 5 anni. Complimenti, bravissima. Mi chiamo Matteo, ballo da 7 anni. Da 7 anni, complimenti Matteo. Invece qui abbiamo la nostra vecchia Ciao, conoscenza. mi chiamo- Ciao, che confidenza, la Tiziana. Si chiama? Mi chiamo Tiziana, l'hai appena detto. Ah, Tiziana, pensa. Non le dico gli anni, dai. No, tantissimi anni comunque Sì, sei sono nel 25 gruppo. anni. Sei storica, sei più storica te ormai del salterello. È un'icona. La Tiziana è il salterello. È un'icona. È un'icona. Complimenti ragazzi, davvero, bellissimo. Bene, accomodatevi pure, vi dobbiamo fare insomma accomodare un Facciamo attimino. rispondere al vicepresidente la domanda che abbiamo fatto prima. Lei diceva, è difficile anche per voi coinvolgere i giovani? Certo, anche perché non possiamo andare più a cercare la gente con i capelli bianchi come i miei. Fra l'altro io ho quasi 50 anni di attività nell'ambito del gruppo, quindi c'è una vita e una storia all'interno di questa associazione e tutti noi potremmo raccontare una storia della nostra vita passata all'interno dell'associazione. Ci siamo rivolti ai giovani e i giovani sono i ragazzi delle scuole, Certo. quarta, quinta elementare e prima media. Abbiamo trovato delle voci stupende nei ragazzini e poiché quest'anno festeggiamo i 90 anni, li abbiamo coinvolti in un concerto con noi che avverrà il 27 di maggio. Dopo Mi lo raccomando. lanciamo l'appuntamento. Dopo lo lanciamo. Importantissimo. Non dimentichiamo queste perché cose che sono assolutamente importantissime no, per lo noi. facciamo nei saluti di chiusura anche perché vogliamo ringraziare un personaggio che ha fatto la storia dei canterini e danzerini romagnoli, un caro amico per tanti che insomma vogliamo ringraziarlo dopo. Però adesso io volevo vedere in opera perché Anch'io. abbiamo visto gli amici che stanno Premo. lavorando le erbe paluste, abbiamo visto i canterini, i danzerini, oh ragazzi, Mancate qua, voi, qua compagnia. siete gli unici qua imboscati, non fate niente, eh? È vero, allora forza, cosa vediamo regista? Lì tanto lei si posiziona, Vediamo. ci spieghi lei che cosa Ecco, la Monica vi spiega tutto come... La Monica. Da bravo regista ci spiega la Monica, giustamente. Sì, perché il regista Perfetto, Monica. è giusto. Vediamo Adesso i nostri compagni fanno un frammento brevissimo di una commedia che si chiama Agenzia Matrimoniale che abbiamo portato in scena l'anno scorso e quest'anno, perché il bello e la fatica di questa compagnia è che va avanti con 2 commedie contemporaneamente. Da grandissimo livello, quindi questa si chiama? Questa si chiama Agenzia Matrimoniale, loro è un frammento del primo atto, loro sono 2 fratelli, uno coniugato che è lui, libero, e uno lieto, non coniugato, in cerca di compagna. Perfetto. E è un po' impacciato. Facciamoli partire, se Vediamo. dopo parte E vediamo il cosa telegiornale, succede. via. Libero, tlete giornale. Lesa qua, les. Anziano muore fulminato con le luci di Natale. L'uomo si è spento, si è acceso, si è spento, si è acceso. No, lesa la sciatta, va. Ah, apre una nuova agenzia matrimoniale a Imola, agenzia Urbi e Torbi. Sposiamo anche i loziosi, i brutti e gli sgobi. Oh, chi è quella vera? Oh, cusera maride, con nonna diamla, adesso la divorzia. Adesso la capì che matrimonio è tutto una farghia del uomo a racchietta. Oh, un pet capì che c'è malfiere, fa tutti sofistiche, un pet capì che viene da Luca. Non fai da se ne sta Oh, vieni adesso da, sono da iscrivermi all'agenzia. Adesso Beppe, eravamo là dopo. Oh, quel che sono arrivato a me, sono stai prem cliente. Ma se fai grazie, vattene scanslet subito. Ormai te passai 30 anni. Sto ci salvefano adesso, ma diceva che ormai ci di fare pericolo. Ma che fare pericolo, c'è un sostaff e te la vita da zunat, sa, te sai che te, beh, maniera, belidon, però la sera, quando arriva qua, no, la compagnia, l'allegria da una famiglia, è dura, Ah, sapete, quella della compagnia è la sgrazia più grande, da mettere. ma è un po' che sta situazione che quella non tacca bene. Ascolta, ma che la compagnia ha avuto un cane, ti Ah, regala. ma pusa voi che, ma non è mia precisa. Ma vuol matter la libertà che te adesso con la galera di un matrimonio, oh, si baglietto, adesso è fatto quanto il tutto a tutti gli ori del mondo. Ste fai met mai, ste sei del bev, ste sono d'oro. Se vuoi fare l'amore, sono faglia una dossa. Già sei da. Bravo. Ma dimmi un po', perché te da te dall'agenzia, ma guardi in internet, tu in è dal tanto set che stai. Io non suona, la mamma della fotografia, lo è che veste in internet. E allora? Cioè, la mamma della fotografia di una bella biondona con due belli tetti. Cioè, allora me, io mandai in la fotografia di un bel muscoloso. Oh, la prima volta che si veste, lì la ma spudet la faccia, ma io spudei in drio, gnocca, so. Porca boia, ciò. E allora io deciso che l'agenzia matrimoniale è quel che fa per me. Io spiego le mie esigenze, mi gusto, lo mi troverà una donna adatta per Ma me. siete mai con chi tu confini? Alla una roba nostrana? No, che roba nostrana, tutta roba dell'est, russe, rumene, polacche, ungheresi. E poi non è un'agenzia che la trova solo il muier, ma la trova anche al badente privato. Man, posso permettere.
Bene, andiamo in telegiornale. Here come off laptop, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he won't holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe jump football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. Hold you in his armchair, you can feel his disease come together right now over me. He bad prediction, he got world risk gone, but he got on a cyber, he won't spinal crack here, he got feet down below his knee. Got to be a joker, he just do what he please and come together right now over me. Coaster, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say 1 and 1 and 1 and 3. Got to be good looking cause it's so hard to see. Come together right now over me. Come together. Bravissima voce. Grazie, grazie. Vedo bene camminare per qui in mezzo allo studio, non più ingessata là sul palchetto. Bene. Ricorrevano gli anni? Gli anni, aiutami. Perfetto, sa tutto. Sa tutto. Ma mi fa emozionare. Giustamente. Bravissimo, complimenti, brava Milena. Ti facciamo accomodare. Io vi sposto, se mi volete seguire, dagli amici del baseball, che io so che volete riprovare il lancio, vero? Allora, finché vi preparate, io mi metto qua in mezzo, vorrei coinvolgere l'allenatore. Eccolo qua, ciao. Buonasera. Buonasera, ok. Allora il Lanzio de prima, sorvoliamo del Lanzio. No, diciamo due parole su quello che è l'allenamento del baseball, soprattutto insomma come facciamo a coinvolgere i ragazzini nelle scuole, perché so che tu entri nelle scuole a proporre questo sport molto bello e divertente. Niente, tutti mattina, tutti i pomeriggi facciamo lezioni di baseball a scuola. Adesso lo stiamo facendo alla scuola di Pedagna e alla scuola di Policari alla mattina e pomeriggio. Dopo alla sera facciamo l'allenamento dei bambini tutti i martedì, tutti i giovedì e lunedì, mercoledì
facciamo l'allenamento della Serie C insieme alla Serie A anche martedì, giovedì, quindi tutta la settimana abbiamo allenamenti tutti i giorni. Tutti i giorni. Perché uno deve avvicinarsi al baseball? Se intanto volete prepararvi per il vostro lancio, i due che devono rifare il lancio? Niente, perché tanto in Cuba come a Italia il baseball è un sport appassionatore, quindi prende la gente e dopo non lo lascia andare più. Io credo che sia uno di quegli sport, voglio dire, che se anche uno non è pienamente dentro al regolamento, alle regole, però quando lo guardi stai lì, non vai via, perché comunque è affascinante vedere insomma come cercano di conquistare la base piuttosto che prendere la pallina nel battitore, insomma, quindi è bello, è veramente bello. Quindi fare una battuta lunga, fare un fuoricampo, fare una bella presa, un buon lancio, un strike-out, capito che sono delle cose che maggiormente si fanno a baseball e quindi appassionatori, milioni di persone che fanno baseball. Allora facciamo rivedere il lancio, questa volta lo facciamo da questa parte, vero? Sì, naturalmente. Allora, perché questi ragazzi sono dei campioni, dei campionissimi. Occhio, si sposta, gran fiducia sulla squadra perché si spostano tutti. Via, vai, via, lancio deciso. Bravi, bravissimi, grande. Allora, giocate a baseball. Provate ad andare a giocare a baseball perché ci si diverte. Presidente, una parola e mezzo. Una parola e mezzo. Allora, noi abbiamo il campo alla Tozzona, al quartiere, alla polisportiva Tozzona, nel quartiere Pedagna. E come ha detto Pedro, ci alleniamo tutti i giorni, ma in particolare per i bambini martedì e giovedì dalle ore 17 alle 18. E anche le femmine. Allora, questi campioni. Chi è? Veloce. Con noi, Ilaria. Ilaria, adesso la conosciamo. Veloci, il tuo nome e cognome, giovanotto? Io mi chiamo Riccardo Marchi e sono un esterno. Un esterno, perfetto. Io mi chiamo Emanuele Villagomez e sono un esterno. Bellissimo, Villagomez. Io mi chiamo Andrea Soglia e sono un esterno. Tutti esterni, perfetto. Ammar Surbagi. Aspetta che ci giriamo, se no ti impalano. Sono Ammar Surbagi e faccio l'esterno. L'esterno, perfetto. Mi chiamo Marco Strozzi e sono terza base. Oh, uno che ha cambiato. Alex Solani e faccio l'interbase. Fantastico. Leonardo Spiga e prima base. Complimenti. Ilaria Nanni e seconda base. Brava Ilaria, complimenti. Michele Burgagni, catcher. Riccardo Baldiserri, lanciatore. Si vedono questi bambini meravigliosi. Questo è il baseball, ragazzi, è fantastico, sì. sport meraviglioso. Complimenti. Bravissimi, complimenti. Maurizio, allora, ringraziamo anche la signora Anna che ci ha già, insomma, è andata via perché aveva un impegno, la salutiamo, è già andata a casa. Allora, Monica, un premio molto importante che avete vinto, spieghiamo che cos'è. Quello che ho qui esposto è un premio che abbiamo vinto esattamente sabato scorso, una rassegna di Fognano, un'importante rassegna teatrale della Romagna. Abbiamo vinto il premio Miglior Compagnia della Romagna. Bravi. È stato innanzitutto un caso che noi siamo capitati, come diciamo, in questa rassegna perché ci hanno chiamato per una sostituzione di una compagnia che era impossibilitata. Noi non ci eravamo iscritti, non sognavamo certo di andare a finire a Fognano perché è un po' come andare a Sanremo per le compagnie. E invece ci siamo dati anche qualcuno a malincuore, io ero una di quelle che insomma cosa andiamo a dire. Eravamo un po' titubanti, ci siamo presentati col testo della stagione passata, il frammento che avete visto prima, Agenzia Matrimoniela, e abbiamo sbancato. Bravo. Questo è il 4 nomination, uno di qua, uno di là. Miglior... Gli Oscar sono niente in confronto. Grazie a tutti, allora ricordiamo la compagnia filodrammatica di Casa La Canina. Mirko ha parlato poco, però in realtà dietro le quinte ha parlato tanto. Ringraziamo anche il presidente Carlo Conti, regista, direttrice, presentatrice. Tutti quanti, poi insomma cercateli su Facebook perché insomma siete iperattivi anche sui social, bravissimi. Bravi. Allora, Maria Rosa. Grazie. Vi applaudono perché vi hanno tirato la palla nei denti, solo per quello, per compassione, sono i ragazzini molto umani, bravi, complimenti. L'attività didattica del museo è molto importante. Il museo ha privilegiato la scuola, il rapporto con la scuola da sempre, 33 anni. Diremo che il tema della sostenibilità è quello che tentiamo di trasmettere oggi in un mondo in cui è un tema molto trascurato, perché l'economia e il risparmio è difficile, è un tema da trattare con i ragazzini. Poi parlavamo di una ludoteca naturale, quindi voi riuscite a far giocare con niente, perché è una cosa bellissima. La nostra filosofia è giocare con niente, perché quello è giocare.
non può essere quello che oggi viene considerato un regalo, un giocattolo, spacchettare qualcosa di già pronto. Diciamo che fa comodo anche ai genitori giocare con niente, quindi d'altra parte non può stimolare niente. la creatività. Avete vinto ovviamente un progetto importante a livello, mi dicevi, nazionale. Il progetto Lamone Bene Comune, che è un progetto, ho detto prima, che persegue un contratto di fiume, ma promuove il turismo consapevole. Sì, ha avuto il premio ICOM a pari merito col Mambo di Bologna. Bravi, bravi. Complimenti, andate a visitare l'Ecomuseo di Villanova. Bravissimi. Ricordiamo solo i contatti ovviamente, e poi abbiamo anche il sito che è www.ecomuseo-erbepalustri.it. Mi raccomando, grazie. Le erbe pelustri sono un po' da fare le cerette. Potrei dire un'importante iniziativa domani. Domani pomeriggio è un'occasione per visitare l'Ecomuseo. Nell'Etnoparco Villanova delle Campane, che è la corte del museo, si svolge lo Slow Food Day. Il 7 maggio la soffitta in piazza. Abbiamo tantissimi, stiamo chiudendo, sicuramente esatto, date e eventi da ricordare. Tanto li vediamo sul sito internet. Esatto, grazie. Chiudiamo con i canterini, i danzerini romagnoli. Presidente, un evento importante, l'avevamo accennato prima, perché c'è un festival internazionale del folklore. Sì, da 27 anni noi proponiamo, organizziamo e gestiamo un festival internazionale del folklore, già portato che avviene alla fine del mese di luglio, nell'ultima settimana di luglio. Perfetto. Ma quest'anno l'evento particolare è la celebrazione dei 90 anni, che verrà effettuata il sabato 27 maggio al Parco dell'Osservanza, dove saranno coinvolti centinaia anche di alunni delle scuole. Perfetto, ringraziamo colui che purtroppo non è più con noi, ma è stato un grandissimo personaggio imolese, Giorgio Santi. Un grandissimo Giorgio Santi. Amico, esatto, che è stato, insomma, si è dato veramente tanto per questo festival. Tantissimo, anche lui, è stato un grande animatore. Giorgio. Facciamo vedere, perché dura un pochissimo, abbiamo questo danza e canto e danza, come si dice, preparati una ragazzi. Cantaballo. Io sono veramente... Cantadanza si titola Allora li sfumiamo perché sono bravissimi, perché io volevo sentire il nome. Manara anch'io, Luigi. Mingotti Luciano. Tonino. Francesco. Antonio. Mirko. Marco. Aldo. Basso, no. Onoris. Cesare. E Cesare. Questi sono il gruppo dei canterini, danzerini romagnoli. Grazie per quello che fate, per le tradizioni che portate in giro. E hanno anche la parte dei musicisti, ma non li hanno ovviamente potuti perfetto, portare. sì, esatto. Andiamoli a vedere, perché insomma si meritano veramente tanto successo, e soprattutto insomma giovani. Avvicinatevi alle tradizioni, perché poi ci si diverte, fidatevi, ci si diverte. Sono persone giovani, insomma, che sono da anni che sono all'interno di queste tradizioni, poi sono parte integrante, insomma, del nostro territorio. Non dobbiamo dimenticare le tradizioni. Assolutamente sì. E non ci dimentichiamo anche le nostre repliche. Te le ricordi? Dillo quando ci sono. Allora, il lunedì alle ore 14 e il martedì alle 22:30. Poi c'è YouTube, mettete mi piace di TV Storie, mi raccomando, social. Perfetto, d'accordo. Prossima settimana, venerdì santo, quindi abbiamo una puntata dedicata soprattutto a quello che è un po', diciamo, il tempo libero, quindi come si avventura. Tempo libero in generale, quindi molto curioso. Vediamo degli sport che ci avvicinano all'aria aperta, che ci preparano da stare in forma appunto prima dell'estate, e quindi insomma ragazze, siete pronte? Prontissime e salutiamo chi ci segue da casa. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ci sono anche Frida e Milena. Ciao a tutti, ciao.